l'arrivo dell'autunno si apre anche la stagione della melagrana, un frutto particolare, ancora non troppo apprezzato e consumato, ma dalle proprietà benefiche incredibili. Nuova puntata della rubrica Mangio Bio Siciliano. Oggi andiamo alla scoperta di un frutto coloratissimo. Andiamo alla scoperta del frutto della melagrana. Questo super cibo è il frutto della pianta del melograno, originaria del sud-ovest asiatico e ampiamente coltivata in America e nei paesi mediterranei. Mangio Bio Siciliano. Per lo spuntino, la merenda, scelgo il cibo biologico, ricco di proprietà nutritive. A casa e a scuola, mangio bio siciliano. La sua forma ricorda quella di una mela, il suo colore è un rosso vivo e brillante e al suo interno contiene numerosissimi chicchi, la parte commestibile del frutto a crudo, gli arilli, piccoli semi legnosi avvolti da una polpa traslucida che va dal bianco al rosso, succulenti e dal sapore acidulo. Il termine melagrana è dovuto proprio alla sua conformazione e deriva dal latino malum, mela, e granatum, con semi. Ne esistono diverse varietà con caratteristiche e sapori differenti, dalle zuccherine alle agrodolci fino a quelle più acide. Il frutto del melograno è poco calorico e ricco di antiossidanti, composto per circa l'80% da acqua, con un contenuto medio di carboidrati e basso di lipidi e proteine. Ha una buona quantità di fibre e numerosi sali minerali, molte anche le vitamine e abbondano i principi attivi. La lista delle proprietà benefiche di questo squisito frutto autunnale è molto lunga. Tra quelle più note c'è la sua azione antitumorale, è in grado di regolare i livelli di estrogeni presenti nell'organismo, un'azione antibatterica, antifungina e antinfiammatoria. Questo alimento è anche depurativo, protegge la mucosa gastrica, allevia la nausea, aiuta a regolare la pressione arteriosa, contrasta il colesterolo LDL, proteggendo cuore e apparato cardiocircolatorio. Le sue vitamine sono ottime alleate per sostenere il sistema immunitario e fronteggiare le malattie virali, comprese le prime influenze stagionali. Il suo contenuto di ferro aiuta a combattere l'anemia, gli antiossidanti contrastano i radicali liberi e i processi di invecchiamento, soprattutto quello della pelle. Il consumo regolare del succo di melagrana contribuisce a prevenire patologie degenerative del sistema nervoso, come il morbo di Parkinson o l'Alzheimer, e ha mostrato efficacia nel potenziamento delle capacità amnestiche, nella prevenzione dei deficit di memoria e altre disfunzioni cognitive. Infine tiene lontani tristezza, apatia, senso di stanchezza e stress psicofisico. Anche la buccia della melagrana, non commestibile a crudo, può essere essiccata e utilizzata per la preparazione dell'estratto o della polvere di melagrana, per uso nei cosmetici o alimentare. Ovviamente non è un frutto miracoloso e presenta per alcuni soggetti qualche controindicazione, sebbene il suo consumo apporti notevoli benefici nella maggioranza dei casi. È sconsigliato in caso di acidità gastrica o problemi di reflusso, nel caso di patologie diabetiche o dismetabolismi, per i soggetti con patologie intestinali come diverticolite o diverticolosi. Un consumo eccessivo di melagrana, in particolare di estratto della sua corteccia, può causare intossicazione, ma resta comunque un frutto straordinario che si può ampiamente utilizzare in cucina. In genere la melagrana si consuma dopo essere stata sbucciata e sgranata. Gli arilli possono essere mangiati così come sono, oppure possono essere spremuti per ricavarne un succo o estratto. I grani possono essere usati anche per decorare e insaporire antipasti come carpacci di carne o pesce, insalate, primi o secondi piatti, dolci e gelati, o ancora per fare della marmellata o delle salse. Il sapore agrodolce della melagrana la rende ideale per essere utilizzata sia per ricette dolci che salate, come ingrediente principale o secondario. Con esse inoltre si possono aromatizzare delle bevande alcoliche, aggiungendo alcol puro e zucchero al succo, o mettendo gli arilli in infusione in una miscela di sciroppo e alcol etilico o distillati, come grappa, vodka, gin, eccetera.
puntata della rubrica Mangio Bio Siciliano. Oggi andiamo alla scoperta di un frutto coloratissimo. Andiamo alla scoperta del frutto della melagrana, ma prima di parlare di questo frutto, di immergerci dentro la coltivazione, incontriamo la dietista che ci spiegherà le proprietà nutrizionali della melagrana, perché la melagrana è il frutto del melograno. La melagrana è per storia, cultura e nutrizione il cosiddetto superfood, cioè l'alimento che dal punto di vista vegetale, il frutto che dal punto di vista vegetale ci dà tante di quelle proprietà nutrizionali che neanche 10 frutti di altre varietà insieme potrebbero darci. Quindi pensiamo un po' quale ricchezza ha questo frutto. È rosso, partiamo da qui, ed essendo rosso ci dà la possibilità di assumere un punteggio di antiossidanti così elevato da poter fare prevenzione in termini di tumore, ma non solo una tipologia di tumore, ma tante tipologie, tumore al seno, tumore alla prostata, proprio perché ha delle sostanze al suo interno, degli antiossidanti che ci fanno arrivare a questo punteggio di antiossidanti. Per rendere l'idea, noi ogni giorno dovremmo assumere 2000 ORAC, quindi 2000 punti di antiossidanti al giorno per poter stare in salute e fare prevenzione. 100 grammi di succo di melagrana ci danno 6000 ORAC, un punteggio elevatissimo. Quindi noi realmente dovremmo utilizzarlo in tutto il periodo in cui possiamo, perché è fresco, perché è naturale, perché è della stagione, dovremmo consumarlo quotidianamente, ma non solo, anche nel periodo estivo, a colazione o in qualsiasi momento della giornata ci piace. Ultimamente va di moda il succo della melagrana, no? Questo colore così rosso, così attraente. Che differenza c'è tra gustare il succo e il frutto integro, così, gli arilli? Questi chicchi, questi semini del frutto del melograno, quindi della melagrana o grana come si dice in dialetto nostro, soprattutto sui nebrodi, ci danno la possibilità, se schiacciati, di avere una medicina tra virgolette naturale, un farmaco naturale che ci permette di abbassare i livelli di colesterolo e LDL, quindi prevenzione in termini di patologie cardiovascolari. È come se inibisse gli effetti dell'LDL a favore delle HDL, perché al suo interno, cioè la parte legnosa, quella che noi schiacciamo, quella che ci dà fastidio, ma che comunque poi ingoiamo e introduciamo con i chicchi stessi, ci permettono di abbassare questi livelli di colesterolo, perché all'interno contengono degli acidi grassi come il linoleico, come il palmitico, che ci permettono proprio di inibire questi livelli di LDL. Come avevo detto all'inizio, oggi siamo in un'azienda che produce melograna senza semi e io mi rivolgo alle mamme di tanti bimbi. Finalmente abbiamo il frutto senza semi, non ci sono più scuse. Lidia ci ha detto che addirittura è un superfood e quindi al via questa puntata all'interno di 2 aziende che producono melagrana in provincia di Siracusa. La melagrana, oggi parliamo di melagrana di tipologia varietà Jolly Red. L'idea è nata prima di me, in quanto figlio di agricoltore. La nostra famiglia è stata sempre nel campo dell'agricoltura, noi coltiviamo principalmente arance e da 5 anni a questa parte abbiamo voluto provare a produrre un qualcosa di diverso per anche vedere un po' i risultati che arriviamo ad ottenere. Ecco Alessio, ci fermiamo proprio qui accanto ad una pianta che è molto carica di questo frutto, ma io ti chiedo quali sono le difficoltà di coltivazione rispetto a un agrume, no? Visto che siete pratici di agrumi. La difficoltà principale sta semplicemente nella manodopera, perché ha bisogno di moltissima manodopera, è un qualcosa che deve essere fatto con cura. In questo caso li ho fatti io, li lavoro io che sono il proprietario e quindi ne tengo la giusta cura, perché è sono delle decisioni che poi ne risente tutta la produzione. Parliamo chiaramente di potatura, di metodo di coltivazione, di trattamenti. Vediamo una colorazione biancastra. È un trattamento biologico, diciamolo subito, no? Trattamento biologico, si tratta di cavolino e serve solo ed esclusivamente per attutire i raggi solari che poi, se non è fatto, andranno a bruciare il frutto.
Perché qui siamo in un'azienda biologica, siamo in un territorio totalmente biologico, tutto il prodotto che viene fuori da quest'area, non soltanto da questa azienda, è assolutamente biologico. Dimmi un po', un giovane che scommette in agricoltura, cosa significa, cosa dicono i tuoi coetanei? È diciamo una scelta tra virgolette azzardata se dall'esterno vai ad inserirti in questo campo, però io ci sono nato, quindi le difficoltà le sento, le sopporto perché sono abituato appunto a sopportarle e a vivere questa vita, non mi pesa diciamo molto. Un impianto che vedo che è fornito di ala gocciolante, di impianto di irrigazione di questo particolarissimo tubo che si chiama ala gocciolante, è un tubo microforato ed è quindi tutto è stato impiantato a distanza per essere meccanizzato. Qui passate con i trattori per la lavorazione e anche per la raccolta, suppongo, no? Certo, questa è una delle ultime innovazioni, la gocciolante che arriva direttamente dalla tecnologia agricola israeliana. Questa è la miglior forma per irrigare un impianto perché l'acqua va direttamente dalle radici e si leva il problema dell'evaporazione. E quindi c'è anche un risparmio idrico, di acqua ne abbiamo sempre di bisogno, l'acqua è una cosa essenziale, importantissima, quindi risparmiarla è importantissimo. Caro Alessio, io però vedo che queste piante si sorreggono da sole, non vedo nessun sostegno, come mai? Il sostegno c'è, è un po' nascosto, l'impianto è stato fatto con dei cavi di acciaio messi al centro e di sopra, solo per dare diciamo, il giusto sostegno alla pianta per non crollare col vento perché soffre il vento e il melograno. Abbiamo parlato di una varietà particolare, come ne sei venuto a conoscenza? Ne sono venuto a conoscenza tramite ricerche che poi ho trovato Davide, perché il melograno, diciamo quello che siamo abituati noi a conoscere, ha un sapore prettamente acro, quindi non è molto idoneo ad essere mangiato, ma più che altro ad essere spremuto. Io per il lavoro che faccio, per l'azienda che ho e per la clientela che ho, avevo la necessità di avere un prodotto che sia dolce, molto dolce, quindi che i clienti lo possono mangiare così per come viene venduto. Alessio, io mi abbasso a prenderne uno perché questi sono ottimi come decoro, no? Anche sugli alberi di Natale, ma perché ci sono questi frutti a terra? Questo è il risultato della selezione. La selezione è il lavoro che si fa in fase produttiva della pianta e tutto il gioco sta nello scartare ciò che non è idoneo alla vendita e lasciare la prima fioritura, che è quella che poi si farà la più bella di tutti. Quindi diciamo che da tutti i fiori, dalla legagione che viene fuori dalla fioritura, viene portato via diciamo, il frutto che non si presenta proprio benissimo. Giusto? Dalla seconda alla terza fioritura in poi diciamo che si devono essere scartati appunto anche per concentrare l'energia della pianta sulla prima fioritura, quindi sul prodotto che poi sarà venduto, sarà quello che si farà più bello di tutti. L'abbiamo menzionato più volte il dottor Davide Mappa e io, caro Alessio, se tu mi accompagni, perché sicuramente mi perderei da solo, andiamo a trovarlo perché ci sta aspettando e vediamo insieme a lui di capirne qualcosa in più e come è nata questa idea particolare. Vieni! Alessio, io tengo in mano i miei frutti che ne farò una bellissima decorazione. Ricordiamo che siamo in provincia di Siracusa, dove ci troviamo? Qui ci troviamo nel territorio di Francofonte, fra Lentini e Francofonte precisamente, in un luogo storico dove qui in questa contrada precisa è nato il tarocco rosso. Tarocco rosso, infatti guardandoci intorno ma anche qui alle nostre spalle vediamo una immensità di agrumi. Qui suppongo che tra qualche mese a Natale sarà veramente spettacolare. Eh sì, questo è diciamo il polmone verde della Sicilia, dove tutti, diciamo il 70% della produzione è tutta concentrata in questo territorio, perché appunto le condizioni della terra permettono e sono molto più che buone. Intanto siamo arrivati vicino a Davide, finalmente. Caro Davide, come stai? Benissimo.
Grazie a voi. È una varietà particolare, senza semi o comunque col seme morbido? Col seme morbido, soft, è una varietà brevettata dal nostro vivaio Jolly Red, di cui io sono il tecnico rappresentante. È una varietà unica. Quest'idea è nata, diciamo, dal fatto che in Italia fino a pochi anni fa non c'era nessuna varietà brevettata in Italia da italiani, quindi ci siamo sempre affidati a varietà estere, soprattutto israeliane, e per lo più varietà molto acide che non soddisfano molto il mercato sia del fresco che del trasformato. Noi con questa varietà è stata brevettata, tengo a dire che è l'unica varietà brevettata in Italia da un istituto italiano. È una varietà, l'unica varietà con il seme molto morbido, soft, infatti può essere classificata come seedless. È una particolarità molto importante che è molto dolce e per questo può essere sia utilizzata per il consumo fresco ma anche per quanto riguarda la trasformazione. Davide, mi viene da pensare una cosa, hai parlato di varietà, quante varietà esistono? Esistono oltre 1200 tipi diversi, di cloni diversi di melograno in tutto il mondo, tra quelli ornamentali e sia quelli, diciamo, ad uso sia da industria che per il consumo fresco. Questa è una varietà che è stata ottenuta dal punto di vista della riproduzione attraverso la micropropagazione. La micropropagazione ci consente di ottenere delle piante che sono tutte identiche tra loro e diciamo, hanno le stesse caratteristiche della pianta madre e riproducono tutta la genetica dei propri genitori. Significa che nella nostra varietà si sono tramandate tutte le caratteristiche più idonee al consumo fresco e quindi sono queste soprattutto la morbidezza del seme, perché è molto morbido, la dolcezza, il contenuto in ORAC, perché diciamo che gli antiossidanti del melograno si misurano in ORAC. Questa nostra varietà, cioè il potere di antiossidante del nostro organismo. Questa nostra varietà è circa 12.000 ORAC, quindi è molto elevato come potere antiossidante per le cellule contro l'invecchiamento. Siamo in un nuovo campo con un nuovo produttore, signor Giuseppe. Buonasera, sono Giuseppe e siamo qua in Contrada Verdi a Francofonte. Grazie a Davide che mi ha consigliato di fare un impianto del genere, che prima era un vigneto e l'abbiamo trasformato in melograno, di cui oggi ci credo che è un frutto in cui mi dà tante soddisfazioni e in cui punto ancora su questo frutto in altri tentoni. Un impianto che è sostenuto da alcuni pali, vediamo una struttura diversa. È una struttura con fil di fieri che prima era un tentone da vigneto e poi è stato trasformato in melograno, di cui questo tentone ci sono i filifieri che vengono abbassati le rame per non fare prendere del sole i melograni, perché sennò il prodotto viene che si brucia. Abbiamo un impianto di irrigazione a pioggia con gocciolatori da 16 litri che si irriga, che bagna tutta la terra e si esprime 1 metro per parte. Ho puntato su questo impianto grazie a Davide che mi ha consigliato e ne sono soddisfatto. È un frutto che è dolce, che ti matura a ottobre, è un frutto che ti dà, questo si chiama l'oro di Sicilia, che ti dà delle soddisfazioni, nel senso che questo frutto è antitumorale e altre cose. Caro Davide, vediamo qui in queste piante una colorazione un po' diversa rispetto al campo precedente. Perché? È un campo sperimentale, questo campo sperimentale è, diciamo, ha un portamento alla pianta raggiera. Come potete notare qui ci sono i rami che sono stati distorti sul ferro proprio per favorire la produzione, abbiamo avuto questo grande risultato. Poi all'interno dell'impianto abbiamo messo delle piante impollinatrici, queste piante qua.
Queste sono delle piante impollinatrici che ci consentono di andare a ottenere un'impollinazione incrociata, sul melograno è molto importante, e questo ci consente di ottenere una colorazione molto più intensa sul nostro frutto Jolly Red e anche un anticipo di maturazione molto più sostanzioso rispetto agli impianti tradizionali. Con questa sperimentazione quindi abbiamo ottenuto degli ottimi risultati, come si può notare in questo caso qua, una produzione molto abbondante. Qui si parla di circa 130 melograni per pianta, quindi abbiamo una media di 40 kg per pianta, e quindi questo sistema noi lo brevetteremo quest'anno e quindi lo proporremo ai produttori che lo vorranno fare, anche perché in questo modo si evitano molti trattamenti rispetto all'impianto tradizionale, in quanto con questo ombreggiamento naturale i frutti sono ben coperti, quindi si ottengono dei frutti praticamente perfetti che non sono assolutamente bruciati e quindi diciamo anche le rese sono molto alte per ettaro in questo modo qua. Ecco, una cosa che salta subito all'occhio è un diverso tipo di irrigazione. Sì. E perché? Questa irrigazione è un'irrigazione non con la gocciolante, ma è un'irrigazione con gocciolatori da 16 litri che ci consentono di ottenere un risparmio idrico e in più ci consentono di non portare umidità alla base della pianta, perché abbiamo sperimentato che in questo modo si vanno a diminuire anche le infezioni radicali sul melograno. Caro Davide, dobbiamo correre perché abbiamo lasciato le signore con i dolci, potremmo non trovare niente, ma intanto io vedo Giuseppe al quale chiedo come si fa ad aprire una melagrana. Il melograno si apre di sotto, dove c'è questa rosetta, si apre e poi ci sono dei solchi fiorali che vanno Incisi in questo punto. E poi dopo si toglie e quando lo apriamo viene come una rosa. Guarda come Questo è fragrante, croccantissimo, ecco qua, un fuoco. l'oro di Sicilia con venti di zucchero. Un fiore che portiamo alle donne che ci aspettano, così facciamo i saluti finali ai nostri telespettatori. Andiamo! Abbiamo scoperto cose davvero interessanti, però arriva il momento più bello, direi. Sono in compagnia di Annalisa e di Silvana, che sono state meravigliose perché hanno preparato una tavola bellissima con tante prelibatezze, quindi insieme a loro e insieme a voi scopriremo come si può trasformare questo frutto così accattivante. Lo abbiamo visto dal colore, abbiamo scoperto anche quali sono le sue proprietà e le sue particolarità. Dico grazie a Silvana, che è la padrona di casa. Abbiamo realizzato, sia io che Silvana, diverse specialità dolciarie. Una ciambella realizzata con il succo della melagrana, poi abbiamo realizzato il gelo, succo di melagrana, zucchero e amido di mais. Silvana ha realizzato uno spritz e il liquore. Poi ho preparato una crostata, sempre partiamo dal succo. Ho preparato la crema, ho preparato una crema semplicissima, infatti verrà gelatinosa, preparata con il succo, amido di mais e zucchero, poi messa su una base di pasta frolla e abbellita con il frutto. È un dolce molto scenografico. Sì, è scenografico ma è semplicissimo e molto buono. Io direi di vedere come riusciamo ad estrarre il succo, che può essere bevuto subito. Il succo lo stiamo facendo con questa macchina che spremi melagrana, togliamo la coroncina e lo dividiamo a metà, come se aprissimo un'arancia. Guardate che bontà che ne viene fuori. In pochi istanti un succo fresco, ricco di vitamine, che può essere un'ottima colazione oppure lo beviamo a merenda insieme ad uno di questi dolci. Sì,
lo possiamo bere quando vogliamo, soprattutto è molto nutriente. Annalisa, possiamo anche conservarlo? Sì, lo possiamo conservare, lo possiamo congelare, una volta scongelato è buonissimo. Come possiamo conservare anche gli arilli, si possono benissimo congelare, poi dopo si può realizzare una macedonia uscendoli direttamente dal freezer, congelati stessi, e si immergono nel contenitore della macedonia. Questo succo, oltre ad essere bevuto subito, appunto è il punto di partenza proprio anche per la preparazione di questi dolci. Io mi vorrei soffermare sul gelo, perché è un dolce tipico della gastronomia siciliana. Si può preparare con il succo di tantissimi frutti in realtà, con l'arancia, con i clementini, però questo è particolarmente profumato. Spieghiamo quindi bene come si fa. Si ricava il succo? Si ricava il succo, ogni 300 ml di succo si mette un cucchiaio colmo di amido di mais e un cucchiaio di zucchero. Si porta ad ebollizione, dopo un minuto, già noi vediamo che è bello denso, si mette nelle formine e si tiene per 4 ore in frigorifero. Lo possiamo sformare oppure lo possiamo lasciare benissimo nelle ciotoline. Basta scrostarlo dalla ciotolina ed ecco qua. La consistenza è quella di un budino? Sì, perfetto, sì, uguale ad un budino. Invece in questa ciambella il succo della melagrana sostituisce il latte, quindi è un'ottima versione anche per chi ha delle intolleranze. E direi anche che sostituisce anche l'olio, perché la rende molto morbida, e per renderla ancora più morbida abbiamo realizzato che abbiamo messo dentro una gelatina di melagrana, che è come se fosse una marmellata. Una curiosità, i bambini apprezzano questo dolce? Sì, abbastanza. È apprezzato abbastanza. Molto bene, io direi di assaggiare insieme anche a Michele, che non vedeva l'ora, temeva anche che finissimo tutto prima del suo arrivo. Allora assaggiamo queste prelibatezze e apprezziamo questo frutto davvero meraviglioso. Ma sicuramente, cara Valentina, non potete finire tutto, perché io sono qua con Davide e Giuseppe e ci sono delle tradizioni che riguardano, venite accanto a me perché qui stavano finendo tutto, ma siamo arrivati appena in tempo. Io vado accanto, Valentina, perché ci sono delle tradizioni legate alla melagrana, no? Nel mondo ebraico si dice che la melagrana contiene 613 arilli, invece in Turchia, pensate un po', viene utilizzata dai novelli sposi, ne lanciano una davanti alla casa dei futuri sposini e giustamente aprendosi cadono a terra un numero variabile di arilli dai quali si può prevedere il numero di prole e la fortuna economica della famiglia. È così? È meglio la fortuna economica. Più che la prole, 600 figli mi sembra un po' esagerato. Cara Valentina, abbiamo visto un sacco di cose buone, tu che spazi sempre nella cucina. Io ruberò le ricette di Annalisa e Silvana, all'istante proprio. Allora non possiamo fare altro che, visto che siamo tutti insieme in questa terra meravigliosa della nostra Sicilia, siamo nel cuore della Sicilia, siamo con i componenti clou di Bella Sicilia, sono con Valentina, sono insieme a tutti voi, non possiamo fare altro che dare appuntamento sul canale 75 di Onda TV, ma soprattutto su tutti i social del gruppo Comunicare 24, sulla pagina ufficiale di Bella Sicilia. E cosa possiamo fare? Non possiamo fare altro che alzare i calici con il buon succo di melograno e alzare anche la nostra manina e salutare tutti i nostri telespettatori che ci seguono da tutto il mondo nella pagina di Bella Sicilia. Grazie, ciao!
Io mangio bio siciliano, guadagno salute, sostengo un'economia locale e rispetto l'ambiente.